Precari della scuola con la mediazione di Conte, nella notte compromesso nella maggioranza, nuovo contratto a tempo determinato, concorso più avanti. Coronavirus, 531 nuovi casi, la metà in Lombardia dove ieri non sono stati segnalati decessi, si attende conferma. In Italia i morti in un giorno sono 50. Movida ad alto rischio nel primo weekend dopo le riaperture, assembramenti e poche mascherine, 118.000 i controlli, 500 le multe, 19 le attività chiuse. Giornata per l'Africa, Mattarella sottolinea gli storici legami con l'Italia e il multilateralismo per una risposta economica congiunta alle conseguenze della pandemia. 150 le crisi aziendali aperte, tavolo sull'ex Ilva, corsa contro il tempo per bloccare 190 licenziamenti alla Jabil di Marcianise. Un 17enne è morto dopo essere stato accoltellato a Gragnano nel napoletano, sembra in seguito ad una lite con un coetaneo. Il ragazzo era nipote di un boss ergastolano. Buongiorno a voi tutti e bentornati al TG2. Dunque, dopo giorni di tensioni, nella notte arriva il compromesso sul concorso dei precari della scuola. Per gli oltre 80.000 aspiranti ci saranno 32.000 contratti a tempo determinato secondo le graduatorie. Poi il concorso, rinviato a quando l'emergenza Covid lo consentirà. Ed è